Allora, eccoci qua. No, intanto noi andavamo avanti a chiacchierare, però io vorrei anche toccare, perché il tempo vola, il discorso per i giovani, quindi c'è un progetto importante e vediamo di affrontarlo insieme. Come sta andando? È conosciuto da tutti come Garanzia Giovani, è un grosso programma che ha molte difficoltà, ma alcune oggettive, però soprattutto non si tiene conto che eh, la domanda di lavoro è quella che è, non ci si può aspettare miracoli da un programma, da una politica. Le politiche danno risultati in periodi a lungo. Però ecco, molto brevemente voglio dire questo. Il programma Garanzia Giovani funziona in questo modo. Intanto ha un target ben preciso, cioè quei giovani che si trovano a vivere una situazione di non studio e non lavoro. Età? Quindi non riguarda, sì, non riguarda coloro i quali studiano o coloro i quali hanno Già tirocini, un'occupazione, è ovvio. piccoli rapporti di lavoro, collaborazione. Quindi la prima condizione è quella. L'età è dai 16, vabbè, tecnicamente 15, però effettivamente poi dai 16 ai 25 anni e dai 26 ai 29. Perché questa distinzione? Perché il programma è nato originariamente per i 16-25 anni e poi in Italia, perché è un programma europeo, in Italia abbiamo deciso di estenderlo anche dalla fascia 26-29. Attualmente nel sistema veneto i giovani che hanno aderito a questo programma sono più di 18.000. Qualcuno dice pochi o molti. Allora, se io vado a vedere ai numeri che sparano i giornali, che c'erano in Italia 2 milioni di net, Sì, sarebbero i certo, sì, sì, famosi sì, senza lavoro e senza senza niente. studio, sono pochissimi, sono quasi niente. Ma noi abbiamo sempre contestato quei numeri. Ma che numeri sono? Cioè, noi sappiamo che, come ho detto prima, i giovani in questa condizione di non studio e di non lavoro in Veneto sono intorno che oscillano tra i 30 e i 40.000. Averne già intercettato 18.000, mi sembra, in pochi mesi, è un ottimo risultato. Una parte di questi ha già fatto la prima parte del percorso. In che cosa consiste il percorso? Il percorso consiste nel avere un primo colloquio di orientamento e poi di avere l'opportunità di essere inseriti in un percorso di inserimento lavorativo che è interamente finanziato dalla Regione. Le imprese hanno grandi vantaggi se hanno appunto nella loro programma di inserire giovani, il fatto che hanno costi praticamente zero, addirittura premi se poi assumono i giovani, il cosiddetto bonus occupazionale, e al tempo stesso hanno la possibilità di fare un inserimento a costo bassissimo, molto calibrato sulle loro esigenze, con un periodo di prova che gli consente di vedere se il giovane è valido o non è valido, eccetera. In questo momento tutti stiamo premendo affinché ci sia più comunicazione nei confronti delle imprese, Forse anche questo, che ci esatto. sia, sì, ma la campagna di comunicazione ancora non è partita perché la Regione ha dovuto appunto attivare questo percorso solo dopo tutta una serie di approvazione di documenti da parte dell'Unione Europea. Quindi il fatto che l'adesione sia partita a maggio e Infatti. poi abbiamo avuto di mezzo luglio e agosto, in realtà il programma effettivamente è partito a settembre, quindi è giovanissimo. L'altra cosa che posso dire è che dei 18.000 aderenti c'è una equa ripartizione fra giovani, donne e maschi, femmine e maschi, 51-49, mentre di solito, questo è un dato negativo, perché nella disoccupazione giovanile Sì. di solito la componente femminile era la più Penalizzata, penalizzata. esatto, sì. Invece ora non possiamo dire che non sia penalizzata, purtroppo è penalizzata anche quella maschile. Un altro effetto della crisi è che sono peggiorate le condizioni di inserimento dei giovani, soprattutto maschi, mentre quelle delle donne erano già difficili prima, Ok, quindi sono rimaste difficili. sono rimaste difficili. L'altro discorso è che nella fascia 26-29, che per noi è la più complicata, la più difficile, abbiamo circa 5.000 persone dei 18.000. E questo perché? Perché effettivamente il vero fenomeno dei giovani non è la mancanza di occupazione, ma è la sottooccupazione.
Infatti è questo. Stanno arrivando tantissimi messaggi di ogni tipo. Da un discorso delle banche che devono investire, Sì. no delle banche, delle aziende che devono investire, che non hanno soldi, lo dicono, stanno dicendo in tutti i toni, probabilmente sono anche imprenditori che scrivono, artigiani. All'altro il discorso che molti giovani un po' si fanno mantenere dalla famiglia, e questa è una lacuna della famiglia stessa, e al discorso della Fornero che ha creato un disastro perché di fatto, col fatto che gli anziani devono sempre più lavorare, la pensione più in là, il ricambio generazionale non è... Perché la crisi è ancora più drammatica? Perché noi ci siamo trovati di fronte a una situazione di crisi economica, perché la crisi è economica, finanziaria e poi diventa economica. Quindi economica vuol dire che diminuisce il lavoro, cioè perdiamo mercati, abbiamo meno richieste, meno commesse e le aziende che avevano capacità produttiva 100 hanno dovuto ridurre la loro capacità produttiva a 80-75 e questo ha portato a ridurre il personale, a ridurre l'utilizzo degli impianti, agli introiti, ai profitti, è tutto diminuito. Il problema ancora più grave è che noi non, mentre nelle vecchie crisi, quando c'era la crisi dell'economia, si facevano le politiche anticicliche che erano mandare prima in pensione la gente. Attenzione, mandare prima in pensione la gente, assumere di più nella pubblica amministrazione, fare una politica di riduzione delle imposte e delle tasse per rilanciare i consumi. Quindi stiamo facendo il contrario. Noi stiamo facendo le politiche procicliche, cioè che aggravano la situazione ciclica, perché su questo abbiamo quel capestro che se non lo facciamo siamo falliti. Questo è il discorso, ci comportiamo non come un'impresa che si deve risanare, ma come un'impresa che se non fa quelle cose qualcuno ne sentenzia il fallimento, capito? E quindi ci comportiamo in quel modo. Ma perché siamo in un contesto Europa? Cioè quindi Il contesto Europa, un contesto debito, perché Draghi insiste crescita, ma quando dice crescita non intende dire fate debiti, intende dire migliorate la produttività, ci sono spazi enormi, ci sono spazi di maggiore produttività nel pubblico impiego, basta scegliere di dove puntare per fare, perché la gente non è che non vuole lavorare, deve essere messa in condizione di lavorare, di produrre cose utili. Se io metto in piedi apparati che producono scartoffie per le scartoffie, per esempio noi stiamo facendo tutto un lavoro nel nostro piccolo di eliminare tutti quelli che sono i supporti cartacei, mettere tutto online. Il personale che prima faceva carta, che era improduttivo, adesso noi lo mettiamo a fare servizi attivi. Capito? Quindi significa aumentare la produttività, con lo stesso costo produco un valore, un bene. Però questa è l'iniziativa di singoli piccolissimi. Sì, ma è difficile far muovere una macchina, un macchinone. Perché poi a livello ministeriale invece sappiamo che sono disastri. Un po' a tutti i livelli, ma dipende, anche lì, come sempre, non c'è situazioni di eccellenza che convivono, come ho detto per l'economia, situazioni di eccellenza che convivono con situazioni di disastro. Infatti, qua, tra parentesi, tra l'altro lei conosce, viene da una realtà della Calabria che è il disastro. Abbiamo dei dati dalla sanità alla pubblica amministrazione, sono tutti dati nazionali, ci ha dato anche Unioncamere e poi vengono pubblicati periodicamente, anche la CGIA eccetera. Però allo stato attuale, il discorso dei forestali era solo un esempio, adesso si vogliono far inserire nelle forze dell'ordine in modo da farli sparire come dato, in modo che non emergano più. Ci sono realtà talmente diverse in Italia che effettivamente riassettare il tutto risulta veramente difficile e intanto realtà più virtuose, per carità con le loro pecche, tipo il Veneto, dove la risposta è sempre la stessa. Allora, è vero che è difficile, però se non si comincia non si arriverà mai. E quindi bisogna cominciare. Quindi bisogna avere quell'atteggiamento di pensare che non è che io ho la soluzione magica che domani finisce la crisi, c'è la ripresa. Cioè, più rinvio il momento in cui comincio a mettere le cose a posto, più mi troverò peggio in futuro. Quindi è vero che è difficile, è vero che tu 20.000 forestali non li puoi fare sparire dall'oggi al domani, anche perché poi gli devi pagare i sussidi, gli devi pagare la disoccupazione, spendi lo stesso, non li puoi fare. Tu ti devi porre il problema di: è cominciato il cambiamento?
sono diventati 18.000. In quanti anni diventeranno 3.000 come in Veneto? Questo è Certo, forse in è il un'ottica percorso. diversa. Perché sennò è tutto è facile, sparo per esempio oggi, no, ho letto sui giornali la grande proposta di abbassare notevolmente le tasse sui neoassunti. Sì, ho visto. Infatti, Secondo me è una proposta sbagliatissima, perché il problema delle aziende non è di avere poche tasse sui neoassunti, anche perché hanno pochi neoassunti, infatti, ma di avere meno tasse sui già assunti. Esatto, infatti Solo quello può rilanciare l'economia. Infatti rilanciare l'economia, un po' questa è la chiave di lettura. È chiaro. Siamo in chiusura, proprio l'ultima domanda, il tempo vola. Per gli over 40 giù di là, come sono i dati in regione? Diciamo che lì si annida la parte più difficile della disoccupazione. Anche qui due numeri. Noi fino prima del 2008 avevamo circa tra i 70.000 e gli 80.000 disoccupati in flusso, no? Perché non noi sempre gli stessi, Certo. che entravano e uscivano dal mondo del lavoro. Adesso siamo arrivati a oltre 170.000, con però una grande fascia di persone in cassa integrazione, sottooccupata, eccetera. In questo, diciamo, in questo contenitore purtroppo ci sono molti, ma molti più quarantenni, cinquantenni di una volta. Sì. Una volta non esisteva quasi, tranne fasce, margini di persone proprio con disagio personale che non trovava lavoro a quell'età. Adesso invece ce ne sono tantissime e molti di questi stanno finendo tutti gli ammortizzatori. Questo è un altro problema. Stanno finendo la cassa integrazione, hanno finito la mobilità, non abbiamo più i soldi per dargli la mobilità in deroga. Infatti. E queste persone si ritrovano a 52-53 anni senza lavoro e senza reddito. Questo è un dramma, questo è un vero dramma. È chiaro ormai che Renzi è una nuova presa in giro, una nuova speranza già morta, insomma fa parte dei tanti messaggi che purtroppo stanno arrivando, non certo entusiastici, e comprendiamo la situazione. Io guardi, la ringrazio direttore, veramente è stato qui con noi, speriamo di averla anche presto per dare aggiornamenti anche in altri contesti, aggiornamenti oggettivi. Ringraziamo i telespettatori della partecipazione molto forte con i messaggi che c'è stata, appuntamento naturalmente a lunedì. Grazie ancora. Un saluto a tutti, buongiorno.